Smettila! Siamo tutti cittadini! In via Schiavonesca un cordone della polizia per tenere fermi i manifestanti, in mezzo ai campi espropriati i carabinieri per bloccare coloro che volevano raggiungere il capannone della cerimonia. Tensione, polemiche e altivole per l'inaugurazione del lotto trevigiano della Pedemontana Veneta. Tutto è iniziato alle 9:30 con l'arresto per resistenza pubblica ufficiale di un residente, 65enne, che aveva cercato di superare il blocco delle forze dell'ordine con un trattore. Poi urla e schiamazzi contro i politici dei comitati che manifestavano contro la Pedemontana. Siamo nelle mani dei poteri forti. Se qualcuno non ha capito cosa sono i poteri forti, questi sono i poteri forti. Siamo indignati di vedere uno spreco simile di territorio quando non serve sprecare questo territorio. I manifestanti sono arrivati da tutto il Veneto, ma non è la prima contestazione contro la realizzazione della Pedemontana Veneta. Abbiamo anche la preoccupazione di fare in modo che i cittadini capiscano che questa è un'opera che serve alla collettività, un'opera che ha una storia molto lunga, 20 anni, e voglio anche ricordare che ormai l'80% delle aree è stato ceduto volontariamente. L'opera è a favore di tutto il territorio, il problema è di alcune persone sicuramente, noi siamo attenti, abbiamo cercato, fatto il possibile per limitare i danni, i problemi agli interessati, agli espropriati, però l'opera la riconosciamo come valida per il territorio, una risposta per l'economia del territorio. Un'opera che collegherà Bassano all'autostrada A27 in poco più di 20 minuti. L'imprenditoria ha bisogno di avere delle strade veloci che possano permettere di raggiungere tutto il nord Italia in tempi certi, anche a vantaggio dell'industria. I primi lotti funzionali potrebbero essere già aperti ad inizio 2018 e per dicembre dello stesso anno la superstrada dovrebbe essere completata.